Marco Zabai, rappresentante dell'Udu Padova, quali sono le ragioni che vi fanno dire noi non vogliamo essere rappresentati da questo ministro? Il fatto è che le posizioni espresse dal Ministro vanno tutte nell'ottica di fare corrispondere pubblica a statale e privata, cioè comparare e rendere uguali l'istruzione statale e l'istruzione privata. Noi questa visione non la condividiamo per il semplice fatto che dopo anni in cui è stato tolto di tutto all'istruzione statale, le nostre scuole, le nostre università, non ci si può adesso venire a dire che la soluzione è parificare tutto quanto secondo un'ottica di libertà di accesso. Libertà di accesso deve essere anzitutto garantita attraverso il sostentamento al diritto allo studio per quegli studenti delle università pubbliche, intese come quelle statali, quelle per cui noi paghiamo le tasse per sostenerle, e quindi non riusciamo a vedere come anche nella visita odierna che è venuta a fare qui a Padova il Ministro è riuscito ad andare in ben 2 scuole private piuttosto che in degli istituti pubblici. Ecco, questa per noi è una cosa molto grave, oltre alle posizioni che ha espresso in merito al bonus maturità per i test di accesso al numero chiuso, confermando il fatto di volerlo rimettere quando grazie a Dio il Ministro precedente l'aveva tolto.